Ci hanno creduto fino alla fine la famiglia di Emanuela e i suoi fratelli, i suoi amici e compagni di classe. Hanno pregato per lei e hanno continuato a sperare. Il suo splendido sorriso di undicenne si è spento all'ospedale di Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove era arrivata lunedì sera dopo che un furgone l'aveva investita in via Pontarola a Rischigliano di Campodarsego. Erano circa le 19. Emanuela stava tornando a casa dal parchetto in bici, ha attraversato la strada all'incrocio con via Papa Luciani quando il furgone è arrivato. Alla guida un 36enne di Padova che a tutti ha continuato a ripetere di non averla vista. Le condizioni della ragazza da subito sono sembrate gravissime. Attorno a lei e alla sua famiglia si è stretta una comunità che oggi insieme la piange. Sia come genitore che come amministratore, veramente la notizia di questa tragedia ci ha sconvolto tutti, ha sconvolto tutti i cittadini di Campodarsego e quindi noi siamo naturalmente vicini alla famiglia, la tragedia è grandissima. Una notizia volata in un batter d'occhio nel paese, passata di cellulare in cellulare tra gli amici di Emanuela che non riescono a farsene una ragione e pensare che oggi doveva essere una giornata speciale, il primo giorno del corso di nuoto organizzato per i ragazzi di prima media dal comune e dalla scuola. Mi raccontava la preside dell'entusiasmo di questa ragazzina quando aveva deciso di partecipare, quindi oggi doveva essere veramente una giornata di festa, ma purtroppo non lo è. Una strada dove molti corrono, ci confidano i residenti. So che poteva giocare qua e dopo viene fuori dalla strada, non posso. Però vanno molto forte su questa strada. Tanto, quello sì, tutti. Pericolosa perché vanno troppo forte più che altro, quello sì. È però ben illuminata. Sì, è illuminata, è molto illuminata per conto, ma da molti anni. Intanto la comunità sta già pensando a come cercare di essere vicina alla famiglia. Adesso ho chiesto agli uffici se è il caso di fare anche la giornata di lutto cittadino, adesso vediamo, comunque noi saremo vicini con tutto quello che potremo fare.